Bella raga, ciao a tutti dal commentore veneziano. Allora ragazzi, prima di cominciare tutto voglio dire che se sentite sbuffare o delle robe, non sono sempre io purtroppo ragazzi ho un caldo devastante. Quindi, intanto vabbè, siamo arrivati ai 15esimi, purtroppo sotto la pioggia, prima qualifica con la pioggia, è subito una merda. No, comunque dicevo che devo stare con le cuffie fuori cioè le cuffie non le ho addosso e quindi i rumori si sentono di più, a me dispiace, però io non ce la faccio proprio, troppo caldo. Vabbè, speriamo di non avere la pioggia anche in gara, perché con la pioggia vado proprio di merda. Vediamo un po'. Eccola là. Per il Gran Premio d'Austria. La gara sta per iniziare. Porca puttana. Sulla griglia e i piloti sono quasi pronti per la partenza. Ecco Lewis Hamilton che oggi è in pole. Mitico Lewis. Con lui poco fa ho avuto la sensazione che abbia completa fiducia in se stesso e nella sua Mercedes per aggiudicarsi la vittoria odierna. Sicuramente vorrà completare questo weekend al meglio dopo la prova magnifica di ieri, ma la concorrenza sarà spietata. Non credo che si aspetti una gara facile, specialmente considerando le scuderie con le quali avrà a che fare. La forza dominante fino a questo momento della stagione è stata la Mercedes. Hanno la migliore vettura e due dei migliori piloti in circolazione. Immagino che saranno in grado di mantenere questa supremazia per tutto il resto del campionato. Alla Mercedes hanno tutte le carte in regola per disputare un'ottima stagione. Una dirigenza solida e due piloti come Lewis e Nico, entrambi in grado di aggiudicarsi il titolo mondiale. La cosa difficile è farli andare... Vai ragazzi, prima gara sotto il diluvio. Buttiamoci subito e vai. Mamma mia, ho perso altre 2 posizioni, bene. Positivo questo inizio di gara qua in Austria, una gara favorevole ma sotto diluvio durissima, fioi. Sportellate con Perez e godo. Vediamo cosa riusciamo a combinare, ma sarà durissima, fioi. Spero non ci siano soffi, robe varie. Bravo Kume, very good Kume. Forza Kume, grazie, bello. Con la pioggia comunque sto gioco è qualcosa di impossibile. Hanno fatto un bel gameplay, dopo non hanno messo cose fondamentali, cioè veramente. Fanno girare le palle ste robe. Ottimo Kume, dai, 10° posto, va bene. Questo è il mio obiettivo, quello della scuderia al 12°, ma io voglio almeno un punto. Speriamo di no. Una gara così era meglio l'asciutto, ma... Dai figlio, dai, perché proprio adesso stiamo prendendo un po' la mano, dai che la prendiamo un po' la mano. Dai che prendiamo un po' la mano, mamma mia. Super rischio veneziano. Giro record di Gigi, fastest lap di Gigi. Va bene stronzo. Dai però, dai, che possiamo superarlo Hülkenberg. Cioè invece mi supera Nasdaq, mi supera Nasdaq. Buono dai, buon sorpasso. Anzi, contro sorpasso. Però se ne sta già andando purtroppo Nicolino Hülkenberg. Cioè con la pioggia tenerla la monoposto è un'impresa. Un'impresa titanica. Però è bello anche i rumori della pioggia, cioè si sono persi veramente su certe cose. No? Cosa gli costava mettere la virtual e la safety car? Per queste robe veramente mi girano i coglioni in una maniera impressionante. Ecco. Giro record di Nicolotto. Giro record di Nicolino Rosbiff. Vai di standard. Dai cazzo. Comunque il 10° posto c'è. Purtroppo abbiamo fatto qualifiche orribili, ma con la pioggia veramente dura, non me l'aspettavo così. Occhio frena, un po' lungo. Devo ancora prendere le misure. Purtroppo devo ancora prendere le misure
È la prima, veramente non ho mai beccato pioggia finora. Bravo, come bravo, mi piaci così. Comunque non sto perdendo tanto, almeno questo, dai. Occhio, non fare troppe sbavature. Comunque non c'è l'obbligo di cambiare la mescola e questo è importante. Questa qua se non la faccio lunga non sono contento, vai. Ragazzi, siamo nel corso del 10° giro, siamo al 9° posto. Però adesso settimi con le soste, vediamo se riusciamo a mantenere almeno il 10° posto. Speriamo, sì. Io aspetto per andare quinto addirittura. È chiaro che è un 5° posto super fasullo, però... Ho le gomme ridotte molto male, ragazzi. Eh sì, le anteriori sono distrutte. Abbiamo Rosberg dietro che chiaramente ha già fatto la sua sosta, grande Rosbiff. Voglio anch'io le Mercedes, porca puttana. La pioggia continua, non se ne vuole andare purtroppo. Basta, le gomme mi stanno abbandonando. Sì. Box. Ma Rosberg! No, ma è un pazzo! È un pazzo Rosberg. Cioè, io vado fuori e lui mi tampona. Box. Oh. Che cazzo fa? No, non ho parole. Ho sbagliato le entrate, solo io posso farsi stronzate. Ma vaffanculo, va. Rosberg è tornato ai box per l'incidente con me, ma sono anche cazzi suoi, sinceramente. Cioè, lui che è deficiente, non io. Vai veloce che stiamo davanti, dai che stiamo davanti. Yes! Però siamo 15esimi, Fe. Che bello. Che deficiente Rosberg, però si è inculato la gara così. Ok. Sì. Tutto è andato molto male. E questi possiamo superare. No, come però, io capisco che ha ancora le gomme fredde, però... che no, se mi supera Maldonado me ne vado, Mi ritiro, vado a giocare a Hello Kitty. Buono. Cerchiamo di guadagnare qualche posizione, ma non pensavo così male, Mancano 7 giri. Mamma mia, fioi. Devo spingere a cannone adesso se voglio recuperare qualcosa. Ma si sono usati tutti i box? È clamoroso quello che ho perso, C'è Carlos Sainz Jr. Cioè, tutti già i box sono andati, ma com'è possibile? Beh, tutto un po' curioso qua in Austria. Sorpasso molto buono. Ciao Sainz. Il problema è che siamo ancora molto indietro. Cioè, ho perso 7 posizioni. Mi sembra un po' incredibile, addirittura 7. Vai. Dai Kuma, dai, devi spingere. Abbiamo chi davanti? Perez. Abbiamo Perez davanti. Bandiera gialla. Bandiera gialla. Sì. Il Grosjean. Brutto errore del Grosjean. Mamma che bagarre che c'è adesso. C'è bagarre, fioi, c'è bagarre. Adesso dobbiamo approfittarne.
Vai come approfittane e riprendiamoci quello che ci aspetta di diritto. Cioè Mary 13esimo, ragazzi, signori. Vedi, questo è bello, gli incidenti così. Ma perché mi hanno tolto la safety, porca troia. Bravo Kuma, very good. Sam in obiettivo scuderia Vara Rosberg, è furioso Rosberg, ma è colpa sua, io sono uscito di pista, mi viene in bocca, cioè. Sinceramente non ha fatto una gran cosa. Non bene qua, non bene. 2 posizioni per tornare in zona punti, ciao. Il problema è che c'è Rosbiff. Sarà lotta bellissima con Rosbiff. Ancora. Mamma mia che pesante Rosbiff. Ecco. Guarda che roba! Mamma mia che lotta con Rosbiff. Che lotta con Nicolino. Sì, comunque ormai sono fuori dalla zona punti. Catroia. Perez ha grossi problemi con le gomme, Fioi, me l'ha detto anche l'ingegnere. Ha detto che siamo più veloci. Ecco. Ha fatto la cappellona. Stai calmo come. Dai. Ho fatto un buon giro, 1.16.8 comunque, è l'ultimo. Dai Fioi. Dai che Perez ha problemi. Non andremo... Che lotta con Perez, ma se ne sta approfittando anche Nicolino. Oddio. Meno male che non sono ammessi... Ma cosa sta succedendo? Siamo in zona punti. Come sorpasso illecito. Cosa ho fatto? Oddio, non ci sto capendo più un cazzo. Possiamo lottare per un punto però. Ma vedi che colpi di scena incredibile. Questo gioco ha tante potenzialità. Ancora bandiera gialla. Attenzione, ancora incidenti, Fioi, ma... Macchine vanno lente. Sì, sì. Nicolino. Problemi per Nicolino. Vaffanculo, Nicolino. Non ho posto, ho capito che vai lento. Però, spostati, cazzo. Mamma mia che gara. Mamma mia che bellissima gara. Ragazzi, tanti hanno problemi con le gomme, per me qualcuno non è entrato. 2 giri alla fine. Dai, come possiamo andare a prendere anche l'8º forse? Anche Nasdaq. Anche Rosbiff dietro, porca puttana, quello pompa come un dannato. Vai Kuma, vai. Rosberg è vicinissimo purtroppo. Eccolo là Nico. C'è più veloce, più forte, non c'è niente da fare. Bravo, il Kuma ritorna al 9º posto, però lotta stupenda, la più bella gara. La più bella gara finora. A livello di colpi di scena. Mamma, ecco, la pioggia sbaglia tanto la CPU. Questa è una buona cosa. Cioè, proprio quest'anno che hanno fatto la CPU così aggressiva mi tolgono safety car. Cioè, vai. Mamma quanto bestemmio. Ragazzi, inizia il final lap come indiano. Dai che mi sono ambientato anche sulla pioggia, bene. Chiaramente ragazzi il tamponamento a Hülkenberg non lo considero perché era già con problemi, andava lento, Fioi, cioè io devo andare, cioè, non posso perdere tempo perché un coglionazzo sta in mezzo alla pista. Dai, vince Gigi. Ha già vinto Fioi Hamilton. Mamma mia, Rosberg veramente dietro. Stiamo attenti Fioi, stiamo attenti, piuttosto facciamolo superare, lasciamolo andare avanti, lasciamolo. Tanto, io l'internazzo, no, che sbaglio.
Più forte Rosberg. Dai, l'obiettivo era il 12° posto, ma il mio è il 10°, quindi comunque sono in obiettivo. Non mi tiene più la macchina. Non mi tiene più. Dai, andiamo a vincere. Cazzo, il motore è anche caldo. Ho la macchina mezza andata, Va benissimo, va benissimo. Ho fatto anche troppo. Very good, Kume. Very, very good. La più bella gara con F1 2015. Bravi. Brava la scuderia, bravi tutti. Che sofferenza, però. Bravo, Max. Oh, yes. Classifica, siamo a 64 punti. Bene, sempre al 6° posto. Costruttori, quarti. Sì, bravo vecchio, bravo. Sul loro entusiasmo e impegno hanno spinto al massimo e sono stati giustamente premiati. Bravo, fa piacere. Questa gara vincente sarebbe da pazzi perdersi il prossimo appuntamento. Lo so. Alla prossima. E buon proseguimento. Raga, un saluto dal Commendone veneziano. Ciao da Gigi Pucci. Ciao!